Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti, ben Buonasera. ritrovati. No, mi fai ridere. Ben ritrovati all'Avvocato risponde. Allora, subito io oggi non apro neanche che do subito il numero perché vogliamo un po' Esatto. di chiamate. Chiamateci in diretta allo 0292947222. Se siete più timidi potete scrivere al 340 6709 659. Ricordatevi che potete scrivere un po' su tutte le materie del diritto, poi noi ci occupiamo di alcune in particolare, ma rispondiamo Anche in materia di spettacolo, cinema. Ma non è vero, per quello c'è Vince col suo... No, c'è Vince con la sua suo mitica, cinema. salutiamo Vince. Ecco, sì, salutiamolo. Allora, caro Massimo, dunque, qua Buonasera. intanto vorrei che tu spiegassi che sei tornato dagli Stati Uniti da Giusto. poco. Che cosa sei andato a fare lì? Perché ti abbiamo visto in una Se abbiamo puntata. visto una puntata, sì, che purtroppo non vi ho potuto dedicare troppa vista, però forse si vedeva un po' di Miami. Ma tu lì hai degli interessi? Sì, ho di interesse, sì, dai, comunque alla Ah. fine diciamo il plurale perché è una società che ho aperto, sono socio io, ma sarai anche tu perché comunque Certo. coinvolta, perché il target è quello di assistere tutti gli italiani che sono là, Perché sono sempre di più. che sono trasferiti, e quelli che non sono trasferiti, che hanno investito. Pensa che Sì. si tratta di una comunità di migliaia e migliaia di persone che detengono un immobile a Miami. Molti di quelli l'hanno comprato negli anni 90, 2000, Certo. facendo dei veri e propri affari immobiliari. E in quegli anni a Miami si comprava poteva comprare veramente bene. Adesso i prezzi poi hanno avuto l'incremento, sono abbassati quando ci fu lo scandalo del subprime, dei mutui, Sì. e adesso sono rialzati perché la Florida è un regime fiscale praticamente di più di conveniente, Ok. zero tasse dirette. Ma io ti faccio una domanda, quindi insomma, che cosa bisogna fare se si vuole costituire Ma allora, una società innanzitutto la all'estero? cosa positiva è che in Florida e negli Stati Uniti si può costruire la società stando direttamente in Italia, ovviamente facendosi assistere, però io ho fatto Da un tutto professionista. dall'Italia per me, anche l'apertura del conto corrente. Questa è un po' la novità, perché sul interessante. conto corrente fino ad oggi richiedevano comunque quantomeno un passaggio fisico. Invece c'erano certe banche di cui non faccio il nome, però una di queste, veramente un colosso, ha fatto tutto online. Pensate che caricando il passaporto ti fa riconoscimento già dell'IRIDE quando tu carichi i documenti, poi ti chiedono una serie di documenti che attestano la tua serietà e solidità, tra i quali estratti Certo. conto d'Italia, mandati degli ultimi clienti, perché io ho aperto una società e quindi volevo vedere se la società era frutto di un'attività ex novo oppure di una prosecuzione. Nel mio caso invece non è una prosecuzione, ma è un'apertura di una filiale all'estero. E quindi ho voluto chiedere perché, come mai, una serie di, però veloci. Però tutto con dei... Ma poi sono veloci, non come in Italia che tu mandi una pratica e ci stanno 3-4 mesi, cioè lì una settimana avevo il Quindi se complessivo. tu hai un'idea brillante la puoi mettere in E pratica. addirittura una cosa pazzesca su questa banca, addirittura che ho fatto un video anche sui miei social, c'è un cashback dell'1,5% su quello che spendi, che è fantastico. Cioè, immaginate, poi è una società, non è una persona fisica, quindi in Italia è impensabile. Sì, esatto, un LLC sarebbe un SRL come italiano, però il notaio non c'è, me ne vuole per Malta, però noi siamo anche un po' stufi. Io l'ho detto anche l'altro giorno, Per alcune cose no, veramente, non ce la facciamo più. Cioè, basta, eliminiamo la figura del notaio, anche perché adesso mi sembra che ci sia... No! Aspetta, lasciami finire. Non la figura del notaio, la figura del notaio su certi tipi di operazioni. Su certi tipi di operazioni hai ragione. No, scusate, per velocizzare. su certi tipi di operazioni mi permetterei mai di dire a uno che ha acquistato il titolo di notaio con un sacrificio enorme. Però, signori, non è fattibile che uno che apra un SRL deve spendere 2.000 euro da notaio, poi deve mettere 10.000 euro di capitale, e poi ma basta. Cioè, ma signori, ma adesso poi tra l'altro c'è anche un governo che mi risulta di una certa corrente, ma vogliamo fare delle riforme radicali anche su questo? E liberare l'economia di burocrazia, di costi. Ma un giovane che vuole fare una SRL, cioè, no, più che altro se uno ha un'idea brillante, scusa, viene limitato dalla burocrazia, rischi poi di non mettere nel più grande paese del mondo. Io ho aperto una società con qualche centinaia di euro, migliaia di euro, ma è per possibile che in Italia ci vogliono 3-4 mila euro? Dobbiamo dare l'opportunità ai giovani, specialmente ai giovani d'oggi, di poter anche con pochi euro. Ma non con, scusami, che poi qualcuno dirà, ah, ma c'è l'SRL semplificata, ma l'SRL semplificata non la vuole nessuno. Se tu vai da una banca con l'SRL semplificata, non ti danno neanche la carta di credito. Quindi io la mia società ho
fatto un bonifico dall'Italia di 500 euro per aprire il conto, perché poi chiaramente volevano un minimo deposito, Certo, 500 certo, dollari, certo. mi hanno dato la carta di credito con un plafond di 3.000 dollari, cioè, Caspita. capisci che, no, ma, però bisogna anche Entrare anche nella mentalità. anche una banca è un'impresa, no? L'impresa non è che dà soldi così, evidentemente hanno verificato, Certo, hanno fatto i loro controlli, questo sicuro. e quindi hanno verificato che per quella linea di credito mi hanno dato fiducia. Attenzione, se poi non l'avessi ripagata, molto semplice, mi chiudevano il Chiaro. conto, mi segnalavano e io negli Stati Uniti non ci potevo mettere più piede. Chiaro. Quindi vogliamo Se fare... perdi la loro fiducia, Bravo, poi Celeste. Quindi io dico, non so se poi i telespettatori, qualcuno e gli ascoltatori, qualcuno è in linea e magari ci dirà la sua. Vogliamo veramente creare un volano a questa economia che anche per un giovane che anche in Italia ci fosse io mi metto nei panni di un giovane di 25-30 anni, ma sai cosa dice? Ma chi me lo fa fare? Apro la partita IVA, che è un suicidio, perché se hai la partita IVA con un'attività rischi tantissimo. ci sono dei rischi. Mica fai il Ne professionista. abbiamo parlato tante volte in questa sede. Se apri un ristorante, mica A parte che in Italia ci sono poi delle tasse che sono esatto. Quindi poi già quello non invoglia. L'aspetto fiscale è devastante. In più c'è tutto questo aspetto burocratico che equivale o se non superiore all'aspetto delle tasse. Sono d'accordo. No, comunque ricordiamo a tutti gli ascoltatori che noi, anche chi fosse in collegamento, avesse un parente all'estero o chi è tornato da poco, noi comunque per chi ha lavorato all'estero anche seguiamo tutti coloro che hanno avuto appunto anche una contribuzione estera, perché magari hanno lavorato all'estero in una società estera, e facciamo queste analisi previdenziali, come le chiamo io, di fatto contributive, prepensionistiche, che per noi stiamo scoprendo sempre di più che attraverso la nostra consulente sono delle analisi fondamentali perché permettono prima, quindi con una base solida e una preparazione, diciamo, ante pensione, ante liquidazione della pensione, di appunto cumulare anche, in questo caso cumulare perché estero più Italia, tutti i contributi che avete versato nella vostra vita lavorativa. Quindi attenzione, perché anche se appunto avete fatto solo qualche anno, che sia in America, che sia in qualunque altra parte d'Europa, potete tranquillamente riscattare quegli anni e noi vi aiutiamo a capire anche qual è il modo migliore. Certo. Perché poi non è detto, ci possono essere veramente tante tipologie di appunto di modalità, di metodi contributivi, di modalità di andare in pensione. Abbiamo scoperto insieme io e Massimo che cioè ogni caso poi è a sé, quindi di fatto questa attività sartoriale che permette, cioè un parere, un'analisi proprio specifica sui quesiti contributivi è assolutamente fondamentale. Mi sono agganciata a questo discorso dell'estero perché, come vedete, noi poi seguiamo, abbiamo anche già seguito persone che magari o dall'Italia sono andate appunto all'estero o viceversa anche. Soprattutto c'è un'altra cosa importante sulla contribuzione INPS, infatti mancava la mia parte finale sulla nostra target negli Stati Uniti, aggredire vuol dire focalizzarsi su quella banda di quella massa di clienti che hanno lavorato un po' in Italia o in America o viceversa, che devono andare in pensione, che devono fare la famosa ricongiunzione. O ricongiunzione o comunque insomma devono sfruttare tutti i contributi che hanno versato. Quindi come sfruttarli attraverso la ricongiunzione o attraverso il cumulo? Perché quello che stavo dicendo, cioè non tutti sono uguali in tutte le assolutamente. Però vedete com'è importante come dire, anche la pianificazione, la preparazione. Noi facciamo fare queste analisi preventive che poi per carità si possono fare anche a liquidazione presa, a pensione avuta, però sono già più, come dire, per carità ci aiutano anche a scoprire se c'è stato qualche errore nella liquidazione dell'INPS o di casse private, però diciamo che farle prima è la situazione ideale. E qui apro appunto il famoso tema della pianificazione, che come vedete di fatto è un po' un tema a 360 gradi, sia per chi volesse andare all'estero e vuole aprire appunto una società, come abbiamo detto all'inizio della puntata, sia per chi non sa quando andare in pensione, quindi è bene che qualche anno prima già, non a ridosso. Certo. Cioè io per esempio fino a qualche anno fa, Massimo, non avrei mai pensato di farmi fare una valutazione pensionistica, non ci pensavo. No, anche perché anche alla mia età è bene farlo. Però voglio dire, il tema è che la preoccupazione dell'INPS è nata proprio in questi ultimi anni, cioè il fatto che l'INPS sia un po' fuori controllo. Che noi abbiamo visto questa paura
e poi questa paura che ovviamente ci siano i nostri risparmi che non sono correttamente Ben gestiti. amministrati, Quindi diciamo. prima c'era abbastanza la sicurezza che chi andava in pensione adesso invece non c'è più. È per quello che è nata questa Nasce corsa, quindi quest'idea questa corsa tra virgolette. Quindi non lo so. di farsi fare comunque dei controlli, Comunque, delle ripeto, verifiche. tutto quello che e io lo sto vedendo anche in prima persona, tutto quello che può Ma essere. vale anche in realtà per l'ambito fiscale. Esatto, adesso io per esempio la società negli Stati Uniti, sono permesso di farla da solo questa pratica perché insomma sono commercialista e avvocato, ma Certo. qualcuno di voi si impatti in questa cosa chiaramente No, devi chiamare un deve professionista, farsi aiutare, devi farsi aiutare da un cioè professionista. anche l'apertura di un conto corrente. Poi una volta che si mandano i documenti non è che gli dici mi sono sbagliato, cioè loro li prendono e te li analizzano, quindi certo. dare anche dei conti riservatissimi a un terzo. Quindi devi essere sicuro che i documenti che mandi sono corretti e soprattutto che siano in base alle esigenze e alle richieste che loro ti fanno. Certo. Quindi poi soprattutto gli Stati Uniti che su quello non ti concedono due chance, te ne concedono una e ti danno grande fiducia. Certo, però se poi non rispetti, diciamo, la loro, certo, le loro richieste, le loro integrità, la loro correttezza, la loro trasparenza. Dare molta fiducia finché poi non la fai venire meno, e allora a quel punto non puoi più fare nulla. Comunque sì, qua stiamo gelando perché mi ha messo a 3 gradi. No, c'è una temperatura troppo. Mi ha messo a 3 gradi. Ci vuole uno shock termico. No, esatto. Comunque chiamateci 0292947222. Mi raccomando, non avremo ancora tante puntate. Abbiamo ancora Luglio, sì. abbiamo ancora per voi delle piccole, insomma, sorprese. Sicuramente di puntate interessanti anche di altri temi, però noi battiamo su quelli che pensiamo essere i temi quotidiani importanti che di fatto purtroppo attraversano tutti, dai giovani ai meno giovani, perché poi parliamoci chiaro, la previdenza, spesso mi dicono, ma tu avrai clienti di una certa età. In realtà non è neanche, ripeto, proprio perché vengono anche giovani a pianificare, proprio perché la previdenza abbraccia anche tutta quella parte assistenziale che Massimo conosce, cioè l'invalidità. L'avvocato mi ha anche revocato l'invalidità, oppure un tema molto assolutamente attuale che adesso sta avendo anche dei successi, lo possiamo dire, l'abbiamo già detto, è quello della doppia contribuzione. Abbiamo ancora fatto un articolo, forse abbiamo fatto su un quotidiano che l'hanno pubblicato. Certo. Diciamo che ha avuto un grande successo, abbiamo avuto successo su questa doppia contribuzione, abbiamo vinto. Adesso appunto la causa è chiusa perché prima avevano detto forse appellano, la causa è ufficiale, è passata non è stata in giudicato, quindi un primo grado che passa in giudicato ha una valenza devastante perché vuol dire che allora avevano ragione, perché sennò avrebbero impugnato. Di solito per un grado si impugna sempre. Sì. Quindi vuol dire che innanzitutto il giudice ha scritto una bella sentenza, come io avevo già detto subito, molto motivata, e quindi ha indotto a non appellare. E in seconda battuta, le ragioni c'erano. Quindi una sentenza in primo grado, soprattutto su un tema del genere, con una restituzione di centinaia di migliaia di euro che va in giudicato, è un bel traguardo. Contenti. Quindi, sì, anche lì vedi, cioè uno è un amministratore di una società, cioè controllate bene cosa state pagando. Lui ha avuto tanto coraggio. Lui, esatto, ha avuto coraggio, continuate bene cosa state pagando, perché controllate, scusate bene, perché lì in quel caso lui stava pagando una doppia contribuzione, gestione commerciale. Ha insistito, è stato bravo, ci ha dato fiducia e l'abbiamo ripagato con una grande vittoria. Quindi a volte anche per esempio sui primi gradi che si perdono, non sempre perdere in primo, no, certo, in secondo. Bisogna avere anche fiducia. Viceversa, mi è capitato che di vincere in primo e ribaltato in secondo, cioè la partita è chiaramente aperta sempre, ok? Quindi però è un po' il discorso che facciamo sempre, cioè bisogna affidarsi a un buon esperto. Io dico sempre che sia non è che dobbiamo essere per forza noi, ma un esperto, però che sia un esperto che abbia già esperienza in questa tematica. E soprattutto una volta che ci si è affidati al professionista, fidarsi, ascoltarlo. Noi facciamo sempre di tutto per cercare che, e lo dicevamo anche poco fa ad un cliente che abbiamo visto proprio poco tempo fa, con il quale vogliamo evitare a tutti i costi la causa. Se riusciamo la causa, perché cerchiamo sempre piuttosto di mandare 2, 3, 4 solleciti e farci dare un riscontro dall'INPS, in questo caso era l'INPS, perché questo è un po' il nostro mood, cioè laddove si può evitare, cerchiamo di evitare la causa. Perché sono costi e quindi... Cioè purtroppo non ti addormenti. No, ho avuto una botta di fuoco. Secondo me è ancora un po' di... sai, però adesso
a volte è maligno, perché Tu che stai viaggiando molto in questi... poi ho fatto, prima ero in Asia, Hai fatto praticamente tutti e due i no, fusi. esatto, prima al contrario, quindi ero praticamente avanti. Sei sballato quindi questi giorni. Sì, però lavorativamente ci sono sul No, pezzo. certo. Però Come ogni tanto, dormite. sì, perché comunque alla fine è normale, si dorme, poi comunque... Io sono sballata senza essere andata all'estero, quindi Poi capisco. comunque il caldo che a me Sì, mi piace molto dormire con l'aria condizionata, mi piace un po' col ventilatore, però la mattina quando entra un po' di luce mi sveglio, quindi mi sveglio molto presto la mattina, quando fa caldo. Io penso che perché anche voi molti... lo sapete, ma l'avvocato Leonardi è anche molto sportivo. No, lo sapete, qualcuno di voi lo saprà. E quindi lui va a fare sport sia la sera che la mattina. Sì, la mattina Per presto. i tagli del nostro, diciamo, tempo libero. Dai, alla fine, ragazzi, Perché altrimenti siamo solo a risolvere. ma annoio con l'Inps, cioè stiamo io. Dopo un po' risolvere. L'avvocato Colomati fa yoga. Sì, quello Ma sì. è vero. Ognuno fa il Beh, è suo. importante. E no, beh, d'altronde ci vuole un bel Dai, io dico sempre, tutti i lavori sono... una bella pazienza. Tutti i lavori sono difficili, tranne proprio quello che magari ha un'attività psicologica minima, non so, magari quello che fa un operatore, però tutti sono stressanti, anche C'è una componente, per esempio diciamo. da noi, forse non mi ricordo, un guidatore di pullman, Sì, cioè stressantissimo, quindi infatti era un lavoro usurante. cioè, quindi, cioè, io dico, suggeriamo anche a tutti, no, che hanno un'attività del genere, credo che possa essere una svolta trovare una passione sportiva sì, per certo. un attimino, Staccare, anche per il fisico, fare. tutto il giorno seduti, io sto tantissimo seduto. Noi siamo molto seduti, cioè, tra l'altro al giorno d'oggi non andiamo neanche più tanto in tribunale come vi abbiamo spiegato. meno di prima, sono udienze. Non ci sono più troppe udienze di presenza. Una l'ho fatta quando ero negli Stati Uniti, mi sono dovuto svegliare però alle 4 di mattina. Esatto. Alle 4 di mattina. Però per lo più sono molto online, quindi insomma sicuramente da una parte c'è una velocizzazione dei tempi ed in generale delle cause, però dall'altra l'attività proprio di tribunale, dell'avvocato che andava in tribunale non c'è quasi più. Meno male, ti posso dire. Ma forse si risparmia anche più. Meno male, perché guarda... Quello che dico sempre, Massimo, è che noi non siamo solo dei, come dire, uomini di tribunale, noi siamo anche, no? Perché quello che voglio sempre dire ai nostri ascoltatori è che noi siamo anche dei, come si può dire, siamo anche degli intermediari quasi, proprio perché adesso c'è la filosofia di fare sempre le conciliazioni, lo dicevamo prima col cliente, le mediazioni, le negoziazioni assistite, c'è questa, diciamo, tendenza che io sposo, perché se è possibile, diciamo, mettersi d'accordo, allora diventa rilevante la figura dell'avvocato come intermediario. Aggiungo di più, Celeste, oltre a quello che dici, che sono perfettamente d'accordo. In più, credo che un buon legale, un buon avvocato deve essere anche imprenditore ormai. Cioè, perché sennò tu devi difendere uno, come fai a metterti nei panni? Certo, devi conoscere la nostra realtà. Io con questa società, cosa pensate che ho messo di decine di migliaia di euro all'avvocato Colomati per la pubblicità? Cosa fate? Secondo voi pensate che noi investiamo anche noi? No, questo dimostra il fatto che se tu non hai dall'altra parte una persona che comprende le tue esigenze, che capisce le difficoltà che tu hai, non potrà mai difenderti bene, perché i problemi tuoi sono anche i nostri. Cioè non è che il problema dell'Inps io me ne frego perché sono, cioè nel senso ho lavorato anch'io come dipendente, certo. Cioè sono problemi anche miei. Sono problemi che diventano però per riuscire secondo me a essere vincente, anche dal punto di vista poi devi anche conoscere le dinamiche. È questo che io penso fortemente. Sì, per esempio tu che hai lavorato anche in società, io poi anche tu che hai un padre calciatore, quando si parla di calcio, io dico, sento alcuni che hanno mai calcato il campo in vita solo, ma cosa vuoi? Tutto rispetto, però sono abbastanza... Se hai l'esperienza tutto cambia. Scusate, ma uno che ha mai dato un calcio al pallone, ma volete ascoltare uno che ha giocato, che ha vinto dei campionati, o uno che arriva lì nella sua vita, mai fatto niente, che non criticare? No, è vero. Scusa. Diciamo che l'esperienza è assolutamente fondamentale perché, appunto, come dici tu, sia nelle cause che in ogni altro ramo della vita, ti permette come dire, di avere maggior consapevolezza sulle cose e anche di poter parlare con più, appunto, decisione e consapevolezza. Quindi questo vale anche per gli avvocati. Noi diciamo sempre, andate, non volete venire da noi, in pace. No, andate da un esperto, cioè che sia, cioè io lo dico sempre, non mi sognerai mai, e tra l'altro un nostro caro ascoltatore si era rivolto anche a noi per una questione penale, io infatti non l'ho, cioè come dire, gli ho detto, guardate,
questa questione poi dal punto di vista penale deve essere risolta se va avanti in un altro modo, Certo. perché è chiaro con un esperto, cioè è chiaro che bisogna avere le esperienze, cioè io credo molto nella specializzazione e nell'esperienza, perché così fidatevi che anche già solo le materie di cui ci occupiamo noi, tra il societario, il previdenziale, il tributario, sono già molte materie, le cause di cui ci occupiamo noi, che veramente richiedono anche un continuo aggiornamento. Cioè noi tutti i giorni dobbiamo comunque, se non tutti i giorni Sì. quasi, verificare effettivamente cioè se ci sono stati casi analoghi, la giurisprudenza, se ci sono stati dei cambiamenti legislativi, perché è un settore, come del resto anche quello del Certo. diritto del lavoro, molto dinamico, ci sono tantissime circolari nel caso dell'INPS, quindi bisogna essere, Sul pezzo. stavo per dire, come direbbe Massimo, sul pezzo. Sì, perché comunque alla fine io dico sempre, non bisogna avere l'arroganza o la supponenza di sapere tutto, bisogna leggere, informarsi e soprattutto avere anche, secondo me, la mente aperta, cioè nel senso, io non ho preclusioni nella mia vita, cioè quello che penso che magari di aver ragione, se uno davanti a me mi spiega che probabilmente io lo prendo in considerazione, cioè Certo. bisogna avere la flessibilità, non siamo più questo, il paese dell'Italia è un paese che purtroppo se andiamo avanti così ha poco futuro, cioè gli italiani devono essere più flessibili, cioè non possono, ma economico, di tutto e di più, cioè non possiamo essere focalizzati e cristallizzati ancora sul fatto che quella cosa non va bene perché non mi fido, basta, cioè dobbiamo Molti lanciarci, non non si fidano su certe cose, c'è molta rigidità, ma così lo sto dicendo non solo anche a noi, anche a chi dovrebbe averla, le banche, gli istituti di credito, c'è un formalismo esagerato, gli stessi notai che chiedono a volte documentazioni inutili, documenti fisici, basta, cioè non si può la più, famosa burocrazia di cui parla che si può parlare, non si può più andare avanti così. Adesso io ho fatto un estratto conto del testimone tu, per avere una certificazione da produrre negli Stati Uniti, la marca da bollo da 16 euro, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? che non la vedevo da un po'. Marca da bollo da 16 euro, per avere una certificazione che fa che io sono commercialista, Celeste. Sì, Ma ti rendi conto che paese? Scusami, ma io voglio sfogare perché non ce la faccio più a volte. No, lo so, no, ma tu hai Ma non è un 16 euro, Celeste, ma è un mio, cioè io sono abilitato in un albo professionale, tu sei ma se io chiedo un certificato, ma è possibile che ci vogliono 16 euro per avere il suo certificato? No, ma poi oltretutto le marche da bollo ormai sono state anche eliminate quasi. Brava, no, ma poi però no, loro dicono, sì, però loro dicono che essendo un atto pubblico, queste balle. Sì, ci sono queste formalità che sono. Beh, pensate che adesso poi cambieremo argomento, ma Sì. pensate che io sono rimasta un po' scioccata quando il nostro notaio, quello che lavora Sì. con me, disse noi facciamo riferimento ancora alla legge notarile del 33. Vero. Cioè, È come il nostro non codice penale che non non faceva Cioè, è chiaro che poi, vabbè, ci saranno state delle successive modifiche, però comunque sono leggi di un tempo che magari rappresentavano e valevano in un'epoca completamente diversa, cioè un secolo fa praticamente, perché parliamoci chiaro, siamo quasi nel 2027. Sì, no, Celeste, allora, il mondo è un po' giustamente cambiato. sentivo un giurista poco tempo fa, poi abbiamo la pubblicità, sono 3 minuti, poi sì. un giurista importantissimo che giustamente diceva siamo a un punto in cui tu non puoi aggiungere delle norme a delle norme già scritte o vecchie, devi azzerare. Bisogna ripartire da capo. Noi siamo in un paese in cui si aggiungono delle cose che già sono E complicate. si fa sempre peggio. Brava, è come la riforma fiscale. Perché già così è difficile capire. Cioè la riforma fiscale adesso sta continuando ad aggiungere delle robe, rendendo impossibile, ancora più complicato, quello che già era difficile. Cioè se tu vai a... E poi Max, se è già complicato per un competente come puoi essere tu, un avvocato, fiscalista, eccetera, figuriamoci per il contribuente cittadino, no? Cioè, e in più, Celeste, anche dal punto di vista giuridico, no? Cioè, ma ragazzi, anche la legge Cartabia, cioè, per l'amor di Dio, ha complicato una roba che... Cioè, proceduralmente ha cambiato. Le memorie le ha invertite, adesso in termini sono... Cioè, noi avevamo studiato per un determinato bravissima, diciamo, tipo di procedimento e vi assicuro che procedura civile ci ha fatto piangere. Sì, e poi complicatissima. Per poi qualche anno fa cambiare improvvisamente, un paio d'anni fa, e anche lì non ha azzerato, azzera bravo, modificando alcuni aspetti, aggiungendo. Cioè, ma io dico azzera il codice e riscrivilo. No, si rischia anche di fare poi degli errori perché appunto da qui vi dico che noi dobbiamo sempre studiare, cioè anche la procedura in realtà per chi fa giudiziale come noi, che va in causa, eccetera, in realtà cioè, è un lavoro a sé. Io quando dico che le persone a volte magari non si rendono conto dei lavori che ci sono dietro, cioè noi, oltre al discorso di dovervi difendere, quindi scrivere una lettera, un atto, un ricorso che sia,
vero che riguarda la materia che facciamo, però dobbiamo sempre trovare delle argomentazioni giuste, appropriate e appunto e difensive. Dobbiamo poi anche fare tutta quella serie di appunto procedure, come diceva Massimo, che sono anche cambiate, si sono messe in aggiunta altre, che costituiscono davvero un'attività in più a parte che ti fa perdere anche tanto tempo, perché depositare un atto, vi assicuro, non è cosa da poco, ecco, anche solo un atto amministrativo con la delega sul sito dell'INPS, cioè comunque fa parte quindi quando noi vi esponiamo un costo, cioè bisogna considerare anche tutto quel lavoro che magari sembra meno importante, ma in realtà è un lavoro, cioè sembra più di contorno, ma è un lavoro che fa parte appunto della procedura per depositare in quel caso un ricorso amministrativo. Quindi bisogna considerarle queste cose. Andiamo in pubblicità, Natalia, Io penso più avanti ci fa un cenno Natalia quando... quindi quindi questo è un po' quello che giustamente è riepilogato tutto tu, no? Quindi, cioè, ripeto, signori, bisogna lanciarsi a volte e avere fiducia e partire senza troppi problemi, no? A volte problemi, un minuto ci dice andiamo in pace, Sì. quindi un minuto conto adesso. E dicevo, a volte, ripeto, anche le persone, ma quanto come faccio da avvocato, classica domanda, ma vinco per, come faccio? Cioè, adesso, no, certo, non siamo neanche dei veggenti. signori amici, noi siamo, possiamo dare una previsione. noi tra l'altro siamo anche due avvocati, e su questo lo dico tranquillamente, non lo dico da solo, ma è la verità, che siamo anche fin troppo schietti con i clienti, cioè non abbiamo questo modo, no? Anche perché io preferisco più Poi cioè, non abbiamo grossi, cioè, teatrini, nel senso di dire, non siamo quelli che si prendono troppe cose. Io quello che penso, lo dico, anche azzardando, magari potrebbe essere una previsione, certo. Però bisogna fare così. È chiaro che noi possiamo, hai detto bene, noi possiamo fare una previsione, poi non è che possiamo avere, come dico io, la palla di cristallo in mano, possiamo dirvi ci sono i presupposti, non ci sono, possiamo fare con voi, l'abbiamo appena fatto anche poco fa, prima della puntata, una valutazione rischi-benefici, però è chiaro poi che l'ultima parola è vostra. E soprattutto non possiamo avere la verità in mano, anche perché la nostra esperienza insegna che a volte sono andate le cose magari in maniera anche diversa da quello che ci aspettavamo. Quindi l'importante è, se si deve fare causa, averne i presupposti, questo sì. Io credo che dobbiamo andare in pubblicità. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ben ritrovati all'Avvocato Risponde, siamo qua in diretta con l'Avvocato Leonardi e stiamo raccontandovi un po' le nostre esperienze sempre sul campo, perché ci piace essere schietti, diretti e raccontarvi cosa facciamo in studio. Dunque 0292947222, adesso ti faccio un po' di domande, quindi non scrivere più. Beh, ma io riesco a seguire Tu sei multitasking, esatto. No, allora, tra le varie materie di cui ci occupiamo, ma ne abbiamo parlato tante volte in questa sede, ma repetita iuvant e ci piace porvi in allerta, no? Per chiunque poi ci ascolti, magari si può ritrovare nello stesso caso, negli stessi casi di cui ci occupiamo. Ultimamente abbiamo avuto anche dei casi interessanti per quanto riguarda specialmente l'avvocato Leonardi, che è molto bravo nelle trattative, devo dirvi la verità, con i liquidatori, con le assicurazioni. Sì, in tema, perché oltretutto tu sei particolarmente sensibile, devo dire anch'io, in tema di responsabilità medica. Sì. Perché ci sono capitati comunque dei casi, ovviamente, cioè se da un lato nella previdenza quello che deve essere salvaguardato è la vostra pensione, il vostro quello che è, insomma, la vostra invalidità, con la responsabilità medica c'è da salvaguardare anche a volte la vita o comunque il vostro aspetto fisico, una vostra, come dire, purtroppo problema che avete avuto veramente grave. Quindi detto ciò, sì, ma infatti io chiederei a Max di farvi una sintesi di quelli che sono, diciamo, quando uno si trova a avere a che fare con un caso che lui pensa un errore medico. Innanzitutto, cosa deve fare? Dire di calmarsi un attimo, perché nel senso che a volte arriva da noi gente che, cioè, adesso con tutto il rispetto, però giusto per il fatto che siamo schietti, dobbiamo anche essere molto onesti, nel senso che siamo tutti vittima di errori, siamo tutti stalkerizzati, siamo tutti mobbizzati, cioè, tutto a noi, a volte non è così. Poi vai a chiedere e vai a esaminare. La prima cosa è esaminare con grande attenzione il fatto che ti viene manifestato, avere la lucidità di dire, non è che se io sono non è che sono tuo avvocato ti devo dire sempre dire di sì, devo dire anche di no, soprattutto con la responsabilità medica, soprattutto perché tu stai andando contro dei medici. Quindi io quando vado contro dei professionisti, per mia cosa sono sempre più un conto, con tutto rispetto, se vado contro un elettricista, non me ne vogliono gli elettricisti, però scusate, se io mi devo contrapporre a un professionista che si è laureato e che ha un ordine deontologico su cui lo voglio valutare. Le regole, diciamo, dei professionisti, di chi ha un titolo, sono in teoria più ferree, esatto. Ma perché lo voglio valutare con molta attenzione. Questo per mia forma mentis. Questo non vuol dire che... Però io prima voglio vedere... No, e poi diciamolo Massimo, deve essere provato il nesso di causalità. Assolutamente no, dico con questo. Non è che lo prova l'avvocato Leonardi, lo prova il consulente dell'avvocato Leonardi. Quindi il nostro consulente dovrà vedere se effettivamente le nostre sensazioni, perché come diceva giustamente il grande Giuseppe Mourinho, non è che sono un pirla, cioè nel senso che un po' di cose le ho viste, quindi posso avere una mia impressione, no? Non da tecnico, anche perché tante pratiche e cause di malasanità, però rimane un'impressione non tecnica di un avvocato che analizza dei referti medici. Però l'impressione ce l'ho, me la tengo per me, mando tutto al mio medico, al medico legale, il nostro medico legale, e gli dico, dottore, cosa facciamo? Mi dà un suo riscontro, e qui è lì il punto da dove partire. Cioè, senza di quello tu non vai da nessuna parte. Non mandare PEC, non mandare mail, non mandare niente. Consentimi di dire che la stessa cosa vale in realtà nella previdenza assistenziale, cioè quando si rivolgono a noi magari persone che ritengono, magari anche a ragione, di avere avuto una percentuale di invalidità inferiore a quella che invece ritenevano che gli spettasse. Anche in questo caso io posso dirvi come funziona la procedura legale giudiziale, un possibile ricorso per ATP, ma poi per avvallare e confermare la possibilità di fare un ricorso per ATP ci vuole bisogno del medico legale. Figura fondamentale, il medico legale ha le competenze appunto mediche, tecniche, e fa una relazione che poi sarà un documento fondamentale appunto da allegare sia alle cause di responsabilità medica sia alle cause di ATP, quello che è, insomma. Quindi quando c'è un qualcosa da dimostrare che esula dalla competenza di un avvocato perché riguarda comunque un'operazione andata male,
appunto la salute, quindi una patologia alla quale poi corrispondono determinati punteggi, così funziona l'invalidità, l'inabilità, l'accompagnamento, eccetera. Cioè noi possiamo dirvi sì, poi chiaramente la nostra esperienza fa sì che ne abbiamo viste tante, quindi spesso poi le patologie sono quelle, quindi siamo già un po' in grado di capire quale può essere e quale no quella che, diciamo, può avere un punteggio maggiore o minore. Però la nostra proprio professionalità vuole che ci affidiamo al dottore che ci segue, con la quale abbiamo delle convenzioni, Certo. se venite da noi ci segue questo dottore. Poi noi ovviamente facciamo da trade union, no? Quindi, esatto. E se verrete appunto e affiderete incarico a noi, lui è un medico legale che non ci ha mai tradito, ma è anche lui molto onesto, dice una cosa e poi... molto. Quindi No. poi il passaggio è di, appunto a quel punto con la relazione in mano fare una causa, qualunque essa sia, può essere una ATP, può essere una causa di rito ordinario, se è una responsabilità medica, e a quel punto si fa una causa dove però, cioè, chi più ne ha più ne metta, bisogna dimostrare questo nesso di causalità che è fondamentale. No, assolutamente sì, nel senso che alla fine, ripeto, con quello si può valutare la famosa diffida, no? Con quello si può valutare. Parte sempre con una diffida. Però ecco, possiamo già dire inizialmente, giusto per mettersi avanti, perché è bello anche mettersi avanti, la cosa che potete fare voi è una sola, farvi dare le cartelle cliniche. Esatto, quindi, quello sì, recuperare. Cioè, quelle sono l'ABC, cioè senza di quelle non si va da nessuna parte. E già quelle, giusto per il fatto che siamo in Italia, giusto per il discorso di prima, ci vuole 20 giorni, un mese per avere una roba che dovresti schiacciare a avere. Già i referti. Già quelle, fate la domanda, pagate, perché chi dice pagare è follia, ma è così, richiederanno i soldi all'ospedale, perché giustamente dice non mi devi dare, va bene, date quello che dovete dare e tirate fuori le carte mediche, i certificati medici pregressi, sono state litigi, viste, perché spesso uno arriva all'operazione, il caso dell'X verbale, spesso arriva all'operazione, spieghiamo un attimo il tecnicismo, certo. Spesso il tecnico operatore che opera è quello che ha visitato prima il paziente, non è che, o succede un intervento al pronto soccorso, facciamo un esempio concreto, o io esco, io spero di no, un'altra persona, ma nessuno, o uno ha un incidente oggi, viene ricoverato al pronto soccorso e lo opera un medico di cui lui non ne conosce, se non per casualità, la provenienza, 9 volte su 10 l'operazione frutto di una lesione è programmata e ti opera 9 volte su 10 il medico. Per esempio, se è stato operato alle da 2 tendini d'Achille, tutti e 2 rotti, dallo stesso medico che mi ha curato. E sapeva la tua situazione. Esattamente. Aveva le cartelle. Tutto. Le visite mediche prima, mi ha dato lui l'ok, ovviamente scegliendo io la strada, perché il medico ti consiglia, e per questo è fondamentale fidarsi del medico. Se tu vai da un medico, è uguale all'avvocato, uguale all'architetto, l'abbiamo detto 1000 volte sta roba, cioè voi dovete andare da uno per il quale quando lo vedete in faccia, no che bello, no ma è vero, cioè dite che bello, ma se tu vai da un medico che ti sta sulle balle, scusami, no, diciamola poi, abbiamo un po' per stabilire un rapporto che poi è quello. Scusate, a volte io sento della gente a me, quella causa di malasanità, viene da me uno e dice mi stava antipatico il medico, ma tu ti sei messo in mano a una persona. È vero o no? C'è quello che sto dicendo. Abbiamo avuto un caso gravissimo, successo in una clinica che non stiamo ovviamente a dire, che è famosa, una delle primarie. Ok, quindi lui è venuto da noi, io l'ho guardato e ho detto, ma scusi, ma lei si è fidato di uno con tutte, capite signori, dovete andare sulla psicologia, fidatevi del primo impatto, se quella persona non vi piace, uscite dalla porta e non tornateci più, fidatevi di quello che vi dico. Ma questo vale anche per gli avvocati. Per tutti, per l'architetto, tu progetti la casa con uno che dice io vorrei mettere lì, se non ti piace, e se non ti piace, non è giusto che hai tu, per tu devi andare dal medico che dice che bravo questo, non vedo l'ora di essere trattato da lui. Io quando sono andato a fare l'operazione, ovviamente avevo minimo timore perché l'operazione, però dico cavolo dai, io mi fido di lui. Certo, devi finire. Mi fido di lui, perché alla fine l'empatia e la fiducia vanno nel risultato 9 volte su 10. Se tu hai una riluttanza verso una persona, lui la percepisce nel subconscio. Il subconscio percepisce l'infiducia che tu hai e va male quella pratica. Se tu hai una negatività, la negatività viene proiettata sull'avvocato e la causa la perdi 9 volte su 10.
Se invece l'avvocato sente fiducia, sente forza, No, il rapporto intuito-persone, cioè di è fiducia reciproca, che poi deve fondamentale. essere anche reciproca, lasciamolo No, deve essere ovvio, Cioè, anche perché stai dobbiamo- conoscendo, tu mi conosci, cioè, Sì, nel senso che se uno, esatto, quindi se uno, Noi siamo uguali, cioè giustamente, no, vabbè, giustamente, ma penso che anche i nostri colleghi, ma cioè se voi non vi fidate, noi lo vediamo, lo sentiamo e non possiamo procedere, assolutamente, perché è chiaro che non abbiamo quel rapporto lineare, quella fiducia non c'è in alcun modo necessaria. per Non ci proseguire. sono i presupposti. No. Quindi lo diciamo, ci è capitato, per carità, liberi di andare altrove. Altri 1000 avvocati. Noi preferiamo, come dicevi tu prima, e su questo batto molto perché effettivamente lo trovo un pregio, cioè noi preferiamo dire la verità, se effettivamente piuttosto non c'è modo di fare causa, perché in questo caso manca il nesso di causalità, per esempio, o per esempio non si riesce a dimostrare effettivamente la prova del danno, eccetera. Noi preferiamo dirlo, ci è capitato, perché io preferisco veramente dormire sonni tranquilli anziché fare una causa in più che non mi porta a nulla, anzi, magari può portare spese legali, eccetera, può comportare altri problemi. Certo, quindi no, è Quindi fondamentale. fiducia, onestà, Onestà, certo. professionalità sono queste le qualità che in generale un avvocato, un commercialista, un notaio, un medico deve avere. Poi nel caso del medico ci vuole anche quell'esperienza, la famosa prudenza, esperienza, perizia, di cui parla anche il codice civile, appunto, la diligenza, quella ci vuole, ecco, perché è chiaro che il medico maneggia, come dicevamo prima, la vita e le parti delicate, no? Appunto, che hanno a che fare poi con il fisico, con la vita della persona. Però non scoraggiatevi, non demordete, se avete appunto avete l'idea che l'operazione a cui siete sottoposti è stata appunto per voi deleteria e ha causato dei danni, potete rivolgervi all'avvocato. Non è detto che questa causa finisca con sentenza, come anche in questo caso, assolutamente tante cause sono finite in conciliazione, cioè con una conciliazione anche giudiziale, quindi ci si mette d'accordo con la... Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono cause pratiche, scusate, che si chiudono stragiudizialmente quasi sempre, no? Percentualmente sono più le probabilità che si chiuda stragiudizialmente che non. Sì, infatti. Non si chiude quando l'offerta è completamente... Chiaro che l'offerta deve avere... E sempre statisticamente la probabilità di non chiuderla è più ampia quando la posta in gioco è più grande, cioè ovvero che un errore clamoroso medico, purtroppo le compagnie sono sempre restie in fase stragiudiziale, quindi magari ti offrono un pochettino meno, costringendoti all'azione legale. Certo. Però su, diciamo così, una macro errore che va intorno ai 50, 60, 70 mila euro, anche 100, la puoi chiudere. Ok, quando supera questa soglia, per evidenti ragioni, perché sono soldi importanti, chiaramente c'è tutto un discorso di dire giochiamocela eventualmente della causa, no? Quindi questo è un po' praticamente quello che succede. Però insomma, risarcimenti per danni nell'ottica di queste cifre si possono tranquillamente chiudere prima, quindi evitando una causa e costi importanti. Lì poi permettimi di dire che sta anche alla bravura dell'avvocato, sì, certo, poi certo. l'avvocato in riesce fase di trattativa a ovvio che sì, ma porsi anche la trattativa ha tutta una strategia, cioè se io dico sempre, se nella trattativa una delle parti parte arroccata sulle sue idee, così, non sta arrivando nessuno, ma così anche sui rapporti sociali, cioè se uno vuole sempre avere ragione, non vai da nessuna parte. Cioè, tu arrivi in ritardo di mezz'ora, no, ho ragione io, ma tu devi chiedere scusa, devi alzare la mano, ascolta, ho sbagliato, chiedo scusa, fine della questione, la partita è chiusa, ok? Molto, molto semplice. Se dall'altra parte hai uno, sono arrivato in ritardo, no, è colpa tua. La stessa cosa è la trattativa. Se l'errore è conclamato, ragioniamo sul quanto, però non dire non c'entro niente. Se io ho portato un'evidenza di errore e uno non muove più la gamba perché si è fatto operare, scusa, secondo te non se la muove per quale ragione? No. Poi ragioniamo sulla responsabilità, questo sì. E poi ci sono tutti gli aspetti. Però a volte c'è il negare l'innegabile, cioè il negare, scusate, l'evidenza. Cioè, a volte certi fatti sono evidenti, non puoi difendere sempre, cioè, è allora da lì che si interrompe la trattativa. Sono d'accordo. Se un liquidatore ha l'onestà, come l'abbiamo noi, di dire pagano 10, a 10 dai facciamo 5, no? Certo. Voglio dire, se io ti chiedo 20 e tu mi dai 10, poi possiamo fare 15.
Così è nata la trattativa che feci con quella Vero. la dottoressa. Bisogna avere anche l'onestà, tu cliente, cioè l'onestà, scusami, Sì. la capacità di capire tu cliente che non puoi andare oltre Certo. e quindi devi accettare. Ma poi soprattutto anche il tempo, la sofferenza di essere coinvolti, insomma, anche quello va. Ovviamente, una serie di circostanze. ovviamente poi la compagnia assicurativa valuta anche quella delle offerte, devo fare anch'io. Se ti do i soldi subito, mi devi riconoscere il fatto che ti do subito, ti evito causa, patemi d'animo, altri soldi, certo. e quindi l'offerta Vedete che sono tutte valutazioni. è a ribasso per questo. Il tuo avvocato molto guardare tutte le circostanze. Cioè, quindi, voglio dire, vale la pena dir di no per poi andare in causa e prendere 10.000 euro in più, cioè, con tutti, magari dopo 2 anni di battaglie, di stanchezza, di stress, li prendi e fine della questione. Subito e forse No? Cioè, viceversa, giusto per essere onesti, a volte, come ho detto, ricevi una proposta. Io una volta abbiamo fatto un ATP, fu una proposta che era irricevibile, di cui ci fu una recisione, un nervo nella spalla, una spalla, ci hanno offerto 10-15 mila euro, abbiamo chiuso con 60-70 in quel caso era un danno molto elevato, esatto. La forbice era troppo grande, molto consistente, però su, diciamo così. Sai, poi vanno valutate anche, cioè danno inconsistente, non mi permette più di avere una vita, non mi permette, ci sono tutte quelle voci di danno che anche lì ci sono delle tabelle apposta per quantificare questi danni, non è che le quantifichiamo io o l'avvocato Leonardi. Tendenzialmente sono danni molto molto tipici, caratteristici, il danno biologico, il danno appunto morale, cioè non c'è solo appunto l'economico, e sono quelli anche un po' più delicati, perché c'è chi magari poi veramente si rovina per tutta la vita. Certo. Ecco, quelli sono quelli un po' più, come dire, anche difficili, no? Da quantificare, ecco, perché servono tutta una serie di prove. Quel danno mi ha portato un trauma a tal punto che io a vita andrò dallo psicologo, lo psichiatra, cioè insomma prendo quelle medicine. Certo. Oppure non posso più fare quel tipo di lavoro. Questo vale anche in generale per gli incidenti stradali. Cioè adesso Certo. poi, quando noi parliamo di responsabilità medica, diciamo che abbracciamo, intendiamo un'ampia categoria che ingloba poi anche appunto tutti i tipi di sinistri, incidenti stradali, ne abbiamo un paio anche che seguiamo per anche persone che già conosciamo, eccetera, cadute su strade di comune, eccetera. Ecco, anche lì, cioè in generale la prova del certo. danno è il fulcro delle cause e delle trattative. Certo. No, ma appunto, anche per il discorso di prima, la gente pretende di avere delle ragioni a volte che non ha. Cioè, sì, no, infatti. A volte, sai cos'è? L'uso di internet, che è anche l'intelligenza artificiale. No, l'intelligenza artificiale però devo dire che io l'ho anche messa in condizioni di, a volte se tu chiedi una cosa di non, lui ti dice no. Però su internet invece sì, perché c'è tutto. Le notizie non sono così verificate. Siamo sempre lì, devi saperlo usare. Esatto. L'intelligenza artificiale, diciamo così, analizza attraverso la statistica se quello che tu chiedi è fattibile oppure no, lo fa con più di discernimento. Certo. Internet invece no, sei in balia della notizia. E quindi vedi come quello che... a volte c'è fonti, cioè, come quello... non veritiere. Brava, invece l'intelligenza artificiale, proprio questo meccanismo di discernimento, lei va a prendere tutte le notizie e elimina quelle che non. Esatto, quindi c'è la possibilità. Comunque bisogna saper usare lo strumento tecnologico, perché anche lì io dico sempre il fai da te, poi figuriamoci in questi tipi di io potrei parlare della previdenza, come tu sai, a volte arrivano da noi e hanno magari già delle relazioni fatte, perché gliel'ha fatte magari chissà quale piattaforma, eccetera. Ecco, anche lì non vi fidate, cioè almeno sappiate che dietro, verificate che dietro ci sia un consulente. Ma certo. Oltretutto il consulente del lavoro e della previdenza, e la nostra ci tiene a dirlo, è proprio un'attività che è stata conseguita a seguito di un titolo, cioè anche in quel caso non è che è un'attività che danno a tutti così, regala un'attività che porta corsi, diplomi, titolo, quindi anche lì una persona specializzata, noi l'abbiamo. Dico sempre, ma non perché mi interessa parlare male delle associazioni o cosa, ma veramente non fidatevi di la qualunque, sia su internet che la prima associazione che si forma su strada, cioè verificate chi è e chi non è. Ecco. Assolutamente, dovete un attimino
usare un pochettino di analisi, no? Nel trovare eventualmente Sì, il professionista. criterio, ecco. Criterio. Cioè, poi, ripeto, non venite da noi, di certo non siamo qua a dire che dovete venire per forza da No, noi, no. però cioè, vi illustriamo anche quali possono essere le problematiche, cioè specialista sì, con tutta una serie poi di avvocato specialista, con tutta una serie di figure di cui noi, per esempio, riteniamo fondamentali. Non fidatevi di chi fa tutto o come dire, ma Sì, so sì. parlare, di chi si... Interpone? No, non fidatevi di chi fa tutto e di chi si... Ah, certo, che si manifesta. può dire, Che si manifesta. sì, no, e chi dice che ha le competenze su tutto, chi Sì, si no, dice certo, anche... tuttologo, Esatto, tuttologo, cioè, chiamiamolo o quello chi che... vuole anche fare causa... O chi è avvocato può fare giusto, l'avvocato. cioè, O chi, no, chi vuole fare l'avvocato non è avvocato. perché, Chi per mi manda esempio, una diffida, ma non vuoi mandare. no, qualche tempo fa mi aveva colpito questo signore, ma io sono già andato, ovviamente liberi di andare anche da altri avvocati per avere delle altre pareri. Sono già andato da un avvocato che mi ha detto che qua si può far causa sicuro. Io dico che la sicurezza, ma non è per cattiveria, ma non la possiamo dare così. Almeno io e il collega. Quindi, cioè anche lì non fidatevi di questo tipo ecco, di approccio, secondo me. Meglio un approccio un po' più appunto all'inizio conservativo, ma che poi vi fa ottenere delle... Cosa stai combinando? No, sto scrivendo, beh, intanto io lavoro, faccio. Scrivi, lavori, fai veramente 100 cose al minuto, adesso ci manca solo che vai lì a correre. No, già stamattina mi sono già allenato, Tanto tra poco lo farai. ho fatto nuoto stamattina, quindi oggi basta, adesso un po' in riposo, e tra poco abbiamo anche le vacanze, poi da fare una puntata dal mare. No, invece sì, magari... Facciamo una No, puntata... tu puoi fare le puntate... L'avvocato Invece no. Collovati si collegherà con la cuffietta e gli occhialini. No, grazie. No, la verità è che noi la prossima settimana, non vi dico chi, ma abbiamo una puntata interessante con un collegamento Certo. con una ragazza, una professionista molto brava in tema di criminologia, quindi si parlerà anche di quell'aspetto. Beh, parleremo un po', penso, anche del procedimento Stasi, un minimo c'è. Beh, insomma, No, accenniamo. no, beh, sai, interessante Comunque no, quando anche, è un tecnico così. anche l'importanza, esatto, delle attività investigative, del ruolo del criminologo, cioè vorrei farle un po' di domande in quel senso, che tra l'altro è un aspetto di cui io non mi occupo, tu non però diamo la parola a lei proprio perché appunto ci illustri anche un qualcosa di diverso. Per esempio, anche su questo punto io avrei già un quesito che poi vi porrò sulle analisi che si chiamano forensic, quando all'interno della società si scopre se qualcuno ha il sospetto, scusate, qualcuno truffi. Truffi all'interno, ovvero l'amministratore di Storia e Quattrini. Allora cosa succede? Chi ha il sospetto non parte ovviamente per il discorso di prima, da accusare, chiama un esperto, per cosa fa? Attraverso le mail, backup delle mail, cioè riesce a ricostruire eventualmente quella che è l'ipotesi di reato. Bravo, perché bisogna cristallizzare la prova. Non si può dirlo prima, se no lui puoi cancellare la prova. Quindi bisogna far finta di niente, io non fate di queste cose, far finta di niente, far finta che tu non ti sei accorto di niente, così lo fai proseguire in questa attività e nel frattempo inserisci il consulente. Esatto, il consulente. Queste figure, ma infatti sono importantissime. Anche in intercettazioni ambientali, perché in questo caso tu hai il diritto di intercettare quello che temi che ti stia rubando. Quindi ovviamente, per esempio anche il tuo dipendente. Cioè, no, sento anche dire, l'altro giorno ho fatto un video su questo, si può filmare, si può fare tutto, potete fare tutto quello che volete, non potete ovviamente divulgarlo su internet, però cioè, se voi siete all'interno di un'azienda e temete che qualcuno vi truffi, cioè ingaggiate investigatori privati, criminologi o operatori forensi che hanno tutta la strumentazione, arrivano lì, mettono le microspie e intercettano tutto quello che può essere oggetto di... Poi ovviamente sta a te non divulgarlo per la violazione della privacy, tutte queste cose. È tutto un altro discorso, ma per provare tu devi farlo in maniera forte su questo, capite? Quindi è molto importante anche agli imprenditori che temono che qualcuno non svolga correttamente il suo lavoro. Assolutamente no, ma infatti sarà interessante il suo intervento. E oltretutto lei era una mia compagna all'università e molto in gamba e questa è una parte che mi interessa, molto attuale, certo. Perché il loro lavoro è prezioso, mi raccontava lei che va in giro anche un po' in tutta Italia, eccetera, per questo tipo di investigazioni. Ci sono società apposite e lei è a capo di una di queste
e sono anche lì fondamentali nel penale perché collaborano con penalisti, con appunto nelle indagini di tutte le varie... Chiederemo poi se fa anche attività di natura magari all'altra, chiederemo se qualcuno anche attività civilistiche, no? Sapete che ci sono quelli che poi Sì, ci sono fanno i impedinamenti in caso di separazione e divorzio, noi non abbiamo. Oppure anche quelli che fanno, vabbè, sì, che 2 minuti, ci dice Natalia. eccetera. Assolutamente, esatto. Sì, io direi di ricordare, vabbè, che noi abbiamo anche una mail, questo lo voglio dire perché ogni tanto non lo sapete, cioè non lo sapete, magari non sapete dove scriverci, noi facciamo appuntamenti in tutta Italia, munitevi di computer e potete farli anche online. Se volete potete scrivere per raccontare il vostro caso, avere una consulenza, quello che volete, a studlegale @dirittissimo con la I, dirittissimo www.ws.com e siamo appunto disponibili, ripeto, Quindi, in tutta esatto. Italia. Ormai non è che ci ferma No. il confine lombardo o piemontese. Noi Abbiamo la macchina termica, al grazie a Dio, oggi non studio che no, ma al di là macchina di elettrica, ma io al di là di macchina quello, termica. lo so che no, ma al di là di quello, ormai veramente così come le cause, eccetera, per lo più sono tutte le udienze, eccetera, online, anche gli appuntamenti possiamo tranquillamente organizzarli online e come facciamo con la radio. Io però la saluterei, assolutamente la radio, saluterei tutti, ringrazierei Natalia regia, Natalia, grazie per lo spazio. mi spiace che non abbiate chiamato, spero li vedrete la prossima settimana e arrivederci a tutti dalla Buona serata, grazie, un bacione, buona serata a tutti, ciao. Ciao, buona serata. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.